E dicevo, questo è l'articolo in cui per la prima volta pongo il problema del rapporto tra l'opera e lo spazio, e questo invece è l'altro tema molto importante per Alberto Burri, di quello che riguarda la considerazione dell'opera non come opera a sé stante, ma come opera che in qualche modo pervade il mondo. Questa vistosamente è un'opera che oggi in termini contemporanei definiremo di land art, perché è l'esito di un lavoro che un committente illuminato come Ludovico Corrado, sindaco di Gibellina, chiede ad Alberto Burri. Naturalmente, per come conosco io Alberto Burri deve essere inorridito quando Corrado, persona molto raffinata, lo chiama a Gibellina e gli fa vedere cosa ha già fatto. Ha già portato artisti di grande calibro, come Consagra, come Milotti, come Alessandro Mendini, come anche più giovane come Zorio, Nanda Vigo. Io credo, non ero presente, ma penso che Alberto Burri sia talmente scandalizzato, sconvolto, anzi schifato, per usare un termine prosaico, delle cose che vede, che non può che segnalare la propria distanza siderale e la propria volontà di non essere accalappiato in un'operazione da scenario, da fiera delle rivalità, che dà la soluzione al povero Corrado, che sarà trasecolato, ma che si ritrova una delle cose più sconvolgenti al mondo, che è la soluzione che dà Burri di dire: guarda, tu tieniti i tuoi artisti contemporanei che per fortuna piacciono solo a te, qui nella Gibellina nuova, a me lasciami da solo a lavorare sulla Gibellina vecchia, vale a dire prendo i ruderi della Gibellina vecchia, stendo sui ruderi una sorta di sudario, ma non per fare biblicamente il sepolcro bianco imbiancato, ma per costruire una sorta, Tiziano avrebbe detto, di nolime tangere, di volontà di sottrarre le rovine del disastro non solo allo sciacallaggio, ma a una sorta di volontà di tenere persino fuori le persone. Oggi è chiaro, turisticamente, anzi io sono il primo a chiedere ai miei studenti di andare e rimanere tutto il giorno dall'alba al tramonto a vedere questo spettacolo sconvolgente della cementificazione attraverso il cemento bianco di tutti i viali che restituiscono topograficamente la vecchia Gibellina distrutta dal terremoto. Ecco, questo è quello che si vede della parte realizzata dalla vecchia Gibellina, una sorta di sudario che impone la distanza siderale, quasi la impercorribilità di quei vicoli, di quelle strade dove era la Gibellina vecchia. Era l'unico modo per Alberto Burri di trovare distanza tra sé e il resto del mondo. Ma se guardate bene, tutte le opere che vedremo poi in sequenza, perché non voglio affliggervi e annoiarvi, è il tentativo di andare oltre il limite fisico. Voi potete immaginare che Corrao, illuminato committente sindaco di Gibellina, avesse in mente di costruire chilometri quadrati di cretto? Assolutamente no. Ecco, allo stesso modo Alberto Burri, quando progetta dal primo quadro gotico all'ultimo grande cielo, terzo cretto, non fa che pensare a quell'opera come una porzione di mondo in cui si debba avvertire la volontà di andare oltre, in cui il limite fisico del legno, che non è mai una cornice ma un elemento che riserva quella piccola porzione di mondo, è solo un'accidentale temporanea sospensione della volontà di andare oltre. Ma questa volontà di andare oltre è chiaro che guarda al mondo dell'espressionismo astratto americano, guarda a Clifford Steele, a Rocco, a Drainer, a tutti questi artisti che in fondo non sono che l'estremo retaggio della cultura europea devastata dal nazismo, che trova ospitalità in America e un modo di ripartire da zero, di ritrovare i propri fondamenti di razionalità e di spiritualità con questo tentativo di andare oltre il limite fisico della tela. Per cui voi ricorderete tutti Pollock e il suo dripping, e la sua capacità di entrare nell'opera stendendo a terra le grandi carte piuttosto che le grandi tele. Ecco, quello era a suo modo un tentativo, se volete, vitalistico di far entrare la vita nell'arte. Ecco, per Alberto Burri non si tratta di far entrare vitalisticamente il corpo nell'opera, ma di dare all'opera la possibilità di debordare, di andare oltre, di cercare il mito di altre nuove, diverse e più lontane possibili frontiere, di non avere una riconoscibilità se non di quella parte, ma come parte che indica il tutto. Non so se nella... Ecco, vi assicuro che questa è tra le cose più straordinarie, tra le esperienze più straordinarie da fare, quella di ripercorrere, nonostante appunto Burri credo volesse una intangibilità di questi luoghi sacri in fondo.
Ecco, questa è l'opera che vi ho fatto realizzare io. Io ricordavo, siamo ai Liti di Ravenna, ricordavo ad Alberto Buri, mi sarebbe piaciuto rappresentare l'idea dell'andare oltre, ma attraverso il senso del navigare. Io vengo da una cultura lacustre, vengo dalla Lago di Garda, per me il mito erano le barche, i fai 2, i fai 1, ecco, e lui si inventa questa sorta di memoria di carena di nave rovesciata, che purtroppo è intrisa nella pavimentazione, per cui si sente che è anchilosata, che non potrà mai più precedere oltre. C'è una sorta di idea di viaggio interrotto, costretto a rimanere nella periferia dei Liti di Ravenna. E anche questo della sorta di dichiarata impotenza in fondo dell'andare oltre, così come il limite fisico, il listello di legno messo attorno ai crepi, indica la necessità, la fattualità di dover essere costretti all'interno della propria minima ristrettezza d'ambito. Ecco, questo è un ciclo che io chiesi dopo un viaggio con lui a Bisanzio sul rapporto tra nero e oro. Vi facevo vedere all'inizio la sala delle arti, la sala del trivio e del quadrivio, che non allude a cose erotiche, ma allude alla differenziazione tra le arti, diciamo, retorica, aritmetica, astronomia, eccetera. Allora si distinguevano nelle arti del trivio, nelle arti del quadrivio, ecco, dove prepotentemente ritorna questa idea e questo di rapporto appunto con la cultura colta, raffinata, esoterica e anche un po' cabalistica di Alberto Burri, e che inventa per questo porticato questa sequenza di opere, questa camera picta. Non necessariamente la camera deve essere ricondotta in un enclave fatto, chiuso e definito, come vedremo poi. Ecco, questo è il rapporto che io ho chiesto a lui. Questi sono i suoi piccoli bozzetti per i grandi spazi, e qui sono le due sedi che conoscerete tutti di Palazzo Albizzini, dove tenete presente che lui ha un suo architetto di fiducia, un bravissimo architetto peraltro, Alberto Zannati, ma che lui riduce ad architetto condotto. Credo che il povero Alberto Zannati non sia riuscito a fare nulla, nel senso che credo che non gli abbia nemmeno lasciato disegnare la seggiola su cui appoggiarsi, perché era talmente spasmodicamente proiettato non a dare conto di sé, ma a costruire una sua propria idea di asciuttezza, di stringatezza, di rinuncia, di ascetismo, che nulla doveva essere lasciato a indicare una presenza neanche artistica. Ecco, questi sono i primi quadri Gobbi, dopo l'esperienza diciamo della prigionia americana, in cui fa appunto quadri figurativi diciamo abbastanza comunque fuori dall'impegno di cui parlavo prima a proposito del Guttuso, e in qualche modo Alberto Burri cerca di riprendere il rapporto. Siamo agli inizi, quando lui in colleganza con Ballocco e Capogrossi fonda il gruppo Origine, che come nasce già viene distrutto, e si pone il problema di un'altra grande presenza inquietante con cui lui dialoga a distanza senza mai ammettere, che è Lucio Fontana. Ma Lucio Fontana, nella sua dente diciamo spettacolarità della superficie che comunque ti invoglia a entrare, a penetrare all'interno, nella sontuosità delle sue materie anche laccate, come fa molto spesso Lucio Fontana, cioè tutto questo fa rabbrividire Alberto Burri, che vuole invece evitare qualsiasi tipo di sontuosità e vuole allora che sia la superficie stessa a interrogarsi, a corrugarsi, perché non si vede, io non ho un'immagine di come sono fatti dietro questi quadri. In realtà questi quadri sono tutti mal sagomati, un termine lasciatemi usare bresciano, il dialetto bresciano. Mal sagomati vuol dire che sono tutti corrugati da presenze estranee dal retro, in cui Burri incista pezzi di tronchi, pezzi di rame, perché soprattutto lui vuole contrapporre alla sontuosità laccata da cultura borghese alto-lombarda il carattere invece più prosaico, più contadino, più arcaico di un lavoro fatto con la manualità e con la presenza di questi pezzi di rami che devono in qualche modo interrogare la tela dal retro. Ma in questo c'è anche lo sconvolgimento di un recupero
e qui a Cortona Gino Severini è tra i primi che nel 916 comincia a mettere dei corpi estranei, dei materiali extra artistici all'interno dell'opera d'arte, creando quello che è il mito della dimensione antigraziosa dell'opera, cioè un'opera che non deve compiacere, non deve piacere, deve piuttosto turbare, deve metterti in movimento e costringerti a riflettere in maniera critica senza lasciarti abbindolare dal carattere scorrente dell'opera. E questa antigraziosità dell'avanguardia storica del Novecento, di cui il vostro Severini è un antesignano, assieme a Cali, assieme a molti del cubismo francese, eccetera, Alberto Burri negli anni 50 lo porta all'esasperazione creando questi quadrigobbio, questi quadri col catrame che vogliono essere all'interno di questa poetica sotterranea della dimensione antigraziosa, che non piacevole, anzi quasi sgradevole. Ci siamo? Perché l'opera non deve in qualche modo essere conturbante e non è un elemento di arredamento che deve accostarsi armonicamente, deve essere un'opera, come dicevano nel Novecento, che ha la capacità di sconvolgere il perbenismo ben pensante. Questo è il periodo delle combustioni, quando prende, diciamo, a proposito di rapporto tra figura e misura, è vero che razionalmente lui tende quasi una sorta di memoria mondrianesca a costruire delle strutture e dei partiti che in qualche modo si contrappongano all'interno di queste radici spaziali, ma tutto questo viene corroso, messo in crisi dal carattere materico dell'opera esibita nella sua materialità, nella propria unicità e nella propria capacità dell'artista di inveire, di insistere con la propria manomissione, con la propria messa in risonanza attraverso l'aggressività nei confronti della materia. Così come lo fa con gli elementi, parlavo prima a proposito di Rosso Fiorentino e della dimensione metallica delle spezzature degli abiti di Rosso Fiorentino di Volterra. E vedete bene che non lascia mai nulla al caso, perché Alberto Burri si preoccupa sempre che non sia l'apparente accidentalità di come gli è venuto il sollevamento della materia, perché anzi deve smorzare i toni, arrivare a utilizzare il minimo per poter stemperare qualsiasi eccesso, cioè lui non vorrebbe mai che questo diventasse, come per alcuni diventa, non so, l'idea dei grandi cappelli dei personaggi, dei protagonisti della leggenda della Vera Croce, diventano poi momenti di suggestione pensate a come vengono utilizzati in alcuni film da Eisenstein, per esempio, no? Oppure dallo stesso Pasolini nel 64 nel Vangelo secondo Matteo. Non vuole che diventino elementi di bellezza rassicurante e rasserenante, vuole che si ostinino a rimanere oggetti inquietanti, oggetti ansiosi. Ecco, questo tipo di lavoro con il Minio, questo di dipingere parti della lamiera, è chiaro che partono dalle conformazioni dei grandi cappelli, no? Dei protagonisti, dai cappelli stranissimi della flagellazione di Urbino di Piero della Francesca ai grandi cappelli della leggenda della Croce, ma non vogliono essere riacquisiti in senso edonistico e di piacevolezza tranquillizzante e pacificante come ne fa Pasolini nel Vangelo secondo Matteo. Debbono essere oggetti che creano comunque un'inquietudine, che ti destabilizzano. Di fronte all'opera tu non puoi essere sedotto dal piacere dell'opera, devi essere turbato dal carattere antigrazioso, irriverente, quasi infastidente. È chiaro che dietro queste cose, molti hanno letto anche le simbologie erotiche, le cose eccetera, però io preferisco una lettura formale, perché Burri in questo era rigorosissimo, aveva solo un problema di costruzione della forma e di una pazientissima da cesellatore. In questo viene in mente il rapporto con l'oreficeria di Lorenzo di Berti o di Nicola da Pardivelere. C'era una minuziosità, una vicinanza al lavoro spasmodicamente controllata, perché tutto, anche la minima piegatura, fosse la rispondenza a quello che lui aveva progettato per quel lavoro, così come la spazialità è sempre una spazialità che lui determina e che non delega e che non lascia mai. Ecco, lessicamento, naturalisticamente tutti potremmo dire, ma queste sono le cose che vediamo quando il fiume si ritrae, il greto. Ecco, per lui non c'è mai questo rapporto con un dato oggettivo di realtà, c'è solo la trasposizione in termini mentali, in termini concettuali di quello
che lui vede, assorbe, lascia sedimentare, però non vuole che abbia più nulla a che fare né col realismo del dato oggettivo né con la sovrastrutturalità del dato culturale. Io credo che Alberto Burri non sarebbe contento di sentire me che faccio il rapporto con Rosso Fiorentino, nel senso, lui volutamente voleva sottolineare questa sua distanza dalla dimensione culturale del lavoro. Per lui il lavoro era un dato di rapporto fisico, di aggressione. Ci sono delle immagini di lui che con la fiamma ossidrica, che è quanto di più brutale, quanto più operaistico, sembra un'immagine alla Tronti o alla Zorrosa, quello di Scrittori e Popolo della metà degli anni 60, quindi un operaismo veramente stridente, col suo essere poi così laccato nella presentazione terminale dell'opera, così precisa, minuziosamente calcolata. Ho parlato prima anche di un rapporto con Mondrian, no? Io adesso scorrerei l'immagine e chiederei a voi siccome credo siamo anche stanchi di sentire cose, probabilmente di fare domande. Ecco, la seconda sede che lui studia per se stesso, Palazzo Albizini l'abbiamo vista con questo rigore, no? Con questo ascetismo in cui recupera, ma non per filologia, per acribia restauratrice, non aveva nessuna velleità diciamo di restauratore, non aveva nemmeno nessun interesse per una dimensione di restituire il passaggio tra il 300 e il 400, aveva una fattualità di tipo operaistico in questa sua attenzione a restituire il senso delle pietre, il senso dell'intonaco. Allo stesso modo ha come si dice, la disinvoltura. Io parlerei anche di cinismo di prendere questi seccatoi del tabacco, che sono seccatoi che vengono utilizzati tra gli anni 50 e gli anni 70 per la produzione, per l'essiccazione del tabacco, una produzione mi pare fosse molto fiorente in quegli anni, e lui comincia con uno di questi primi seccatoi dove ospita questo suo percorso, diciamo, di tutte le fasi della sua vita che appunto è rappresentato dal viaggio, e segnala questa stranezza attraverso questo ricorso alla dipintura di nero di tutti questi grandi seccatori, no? Che sarebbe stato impensabile per chiunque, diciamo, già nella mastodonticità dell'impianto, no? Da archeologia industriale, per di più con questa violenza di caricarli attraverso il nero, diciamo, chiunque di noi l'avrebbe trovato, diciamo, un po' poco conveniente, anzi molto sconveniente. Ecco, Burri ha l'azzardo di decidere che tutto questo vada dipinto di nero a sottolineare la volontà di distaccare, di farne un oggetto, in termini champiani si sarebbe detto spiazzato dal contesto e dal resto del mondo, perché lui voleva che queste sue camere picte, questi suoi interior, avessero la separatezza rispetto a tutto il resto. Ecco, questo è il famoso viaggio di cui vi parlavo. Sullo sfondo si vedono poco le immagini, però dà molto l'idea di questa sua quasi riflessione, siamo alla fine degli anni 70, di quella che è stato il ripercorso della sua vita e il ripercorso del suo rapporto con tutti i materiali, in una sorta, un termine non esatto, di messa in bella, ma è più che altro un tentativo di dare un registro diverso al suo rapporto con la materia. Allora, dal legno combusto alla lamiera, al cretto, al celotex, alla tempra, tutto viene rivisto con la saggezza e direi con la distanza anche di chi ha acquisito una forma superiore di sapienza distillata a partire dalla contingenza delle varie epoche che si sono succedute. L'esito di questo lavoro è una sorta, dicevo prima, di ripensamento del suo lavoro, ma una sorta anche di accademizzazione quasi neoclassica, come se dovesse servire da introibo a tutto quello che avrebbe fatto. Non è un caso che sia il primo grande ciclo ospitato, perché prima c'era stata l'esperienza del chiostro di Assisi, poi lui realizza questo ciclo che è l'unico che ripercorre la propria vita. Gli altri, vi dicevo, riguardano il rapporto con San Michele, questo edificio trecentesco, no? Della Compagnia della Seta di Firenze, tutti lo ricorderete perché c'è una delle sculture più belle di Donatello, l'incredulità di San Tommaso, in uno di questi c'è l'Organia, un banco, ecco, in una idea in cui
è l'esterno a caratterizzare attraverso queste grandi sculture degli scultori che vi ho citato, ma l'interno è caratterizzato solo dalla semplificazione dei pilastri che reggono, no, questa struttura straordinaria trecentesca. Ecco, Burri costruisce per quegli interni dei quadri che in qualche modo rispondono e ritmano la spazialità di quegli interni assettici che sono gli stessi di questi capannoni del tabacco. E dicevo, questo del viaggio è l'unico, diciamo, a tema pensato come il percorso della vita, perché tutti gli altri invece rileggono gli spazi in cui si andranno ad inserire per poi essere riportati tutti all'interno, ognuno di ogni capannone. Però annottarsi è ancora tutto legato sulla superficie, sulla sollecitazione della superficie, vale a dire capire come la parte, diciamo, dell'opera più in vista in qualche modo risponda alle sollecitazioni dell'artista. Questo tema dell'opera della sollecitazione, Alberto Burri non ha mai avuto predilezione, vi dicevo, amava soltanto Afro, non amava gli architetti, però nella sua docta ignoranza sapeva cosa fosse il rapporto tra architettura e superficie, e allora non è un caso che questi quadri di annottarsi guardino molto a un'esperienza che era quella di Raffaello, ma non il Raffaello delle stanze di Raffaello che sono immediatamente realizzate dopo, sono attorno al 1512, come risposta di Papa Giulio II, che aveva in orrore Papa Borgia, Alessandro VI. Allora, quello si era fatto le proprie 5 stanze, non 6, ma Pinturicchio lavorava solo su 5. Siccome naturalmente Giulio II voleva prendere le distanze, si fa realizzare da Raffaello la stanza di Costantino, la stanza della segnatura, quella di Eliodoro, vuole separare in modo anche il piano, tant'è che lui fa realizzare da Raffaello le proprie stanze sopra. Ecco, però Raffaello è noto, oltre che per le stanze, anche per l'ascensione e per la trasfigurazione, è noto per un quadro, per un disegno importantissimo, per un progetto mai realizzato, per Palazzo Branconi dell'Aquila. È la prima volta che l'architettura lavora sull'epidermide, sulla superficie, lavora sull'idea di sollecitare la parete in maniera tale che sia la parete non l'ordine architettonico come vediamo anche qui, no, in tutti i palazzi, diciamo, rinascimentali, quattrocenteschi, ma l'ordine non serve più, perché l'ordine è il retaggio della classicità che va da Roma in poi. Ecco, lavora su un'idea di superficie che, se viene corrugata e sollecitata attraverso interventi di stucchi, di elementi che diventeranno poi le grottesche quando scopriranno attraverso queste incursioni nella Domus Aurea, ai primi del Cinquecento, soprattutto Raffaello con Perin del Vaga e con Giovanni da Udine, eccetera, l'idea che la superficie possa restituire la propria interiorità, la propria complessità, la propria struttura interiore attraverso la messa in evidenza delle vibrazioni della superficie. E paradossalmente da Branconi dell'Aquila di Raffaello si arriva alla sollecitazione tra le più straordinarie, che è quella di Palazzo Spada, dove l'amica Ciabattini dovrebbe accorgersi che il vero tema di Palazzo Spada, no, sede dell'Avvocatura dello Stato, è quella della messa in sollecitazione attraverso gli stucchi di tutta la parete, sia del fronte principale sulla piazza Capodiferro che quello degli stucchi interni. Ma il canto più alto di questa idea della sollecitazione della superficie è attraverso un progetto realizzato da Andrea Palladio. Siamo dopo la battaglia di Lepanto nel 1574 con la loggia del Capitanato o la loggia Bernarda, in cui il fronte principale di fronte alla Basilica Palladiana è tutto strutturato secondo l'idea dell'ordine gigante mutuato da Michelangelo, dal palazzo dei conservatori, l'ordine che riprende 2 piani dello stesso palazzo, come a Palazzo Laterano. Ma la vera qualità dell'opera è nei fronti laterali, in cui la superficie viene corrugata e talmente sollecitata a farsi carico quasi di una sorta di manifesto di quella che può essere quell'architettura al di là della memoria dell'ordine tramandato per secoli. E non è un caso che a partire da queste sollecitazioni, da Raffaello di Branconi dell'Aquila fino alla loggia del Capitanato e alla loggia Bernarda, molti artisti verranno coinvolti, soprattutto uno straordinario come Polidoro da Caravaggio, a sollecitare le superfici dei palazzi non più con gli ordini, ma attraverso le narrazioni un po' troppo vendoliano come termine,
però insomma attraverso i racconti delle storie familiari. Ecco, questo credo sia l'ultima immagine che vedete su questo rapporto tra il nero e l'oro. Io credo che potrei chiudere qui il mio racconto e passare a voi la parola se avete domande o sollecitazioni. Grazie e scusate. Spero di non avervi stroncati e spero che siate in grado di fare domande. Lei ha citato molte volte il cinema. Ho citato molte volte? Il cinema sì. Insieme in rapporto... Forse è perché non ci vado più, non ho nostalgia degli anni in cui potevo permettermi ma è la stessa, siccome ha citato dei film, addirittura anzi Let's Get Lost e altre cose dell'epoca, Rogopag eccetera, della mia epoca. Burri aveva un rapporto col cinema o no? Questo è una sua, come dire, è un suo racconto o c'era, o Burri aveva un rapporto col cinema, con la macchina fotografica? Ecco, perché? Il problema è che con Alberto Burri non si riusciva mai a farlo uscire allo scoperto. Posso chiederle una cosa? Siccome io ho una passione enorme per Burri e soprattutto per l'ultimissima parte dei seccatoi, no? E i seccatoi in certi momenti sembra una sala cinematografica buia in questo edificio nero in cui ci sono i cicli a montarsi sì, in alcuni in cui compare queste meraviglie che lui ha voluto lasciarci. E allora mi chiedevo se le sue citazioni del cinema fossero anche come dire, state condivise con Burri, dato che lei è stato amico e fosse stato un racconto. Sì, anche a Burri piaceva molto il cinema e piaceva molto la fotografia, però non potevi parlare con lui di film specifici perché a lui potevano piacere delle cose tremende. Anch'io posso vedere privatamente, come vizio privato, delle cose tremende, però non parlo di cose tremende. Se parlo al pubblico, parlo con amici miei, parlo di cose che ritengo che mi abbiano segnato un cambiamento, che abbiano segnato una volta epocale o applicata. Ecco, per Alberto era tutto sullo stesso piano. Adesso invece le faccio un garbato rimprovero perché io credo che a lei piaccia le stanze, soprattutto quelle nere. A lei non piacerà il viaggio su cui insisto io, ma le sarà piaciuto di più le stanze nere perché c'è questa idea del frame, del montaggio. Ecco, no, ma ecco, però io credo che la straordinarietà di questo montaggio involontariamente, diciamo, a dispetto di Burri, sia quello anche dell'importanza. Adesso ne dico un'ultima cosa faticosa, poi parlerò di cose più normali. Ecco, l'importanza per Alberto Burri di quella che la scuola formalista russa, siamo nel 17, un autore straordinario come Viktor Shklovsky, che in un scritto stupendo, La mossa del cavallo, parla di questa idea dell'importanza del montaggio dell'attrazione. Ecco, Alberto Burri, a sua insaputa, sempre in base alla sua docta ignoranza, in realtà ne sapeva molto, non poteva non sapere che tutta la cinematografia di Eisenstein si regge sulla sequenza dell'unitarietà dei fotogrammi. Allora il problema non è il racconto unitario, ma è la straordinarietà del singolo fotogramma. Eisenstein, che è l'autore, vi ricordate, della corazzata Potionkin, su cui Fantozzi dice delle cose straordinarie, ma autore dell'Alexander Nevsky o di Stata o di Sciopero, realizza questi film fino all'ultimo, Qui viva Mexico, che fra l'altro mi sono accorto deve molto ai dannati di Luca Signorelli nell'Uomo di Orvieto, no? Di queste figure immerse nella sabbia, solo con la testa che fuoriesce, con i bicipiti che fuoriescono. Ecco, anche Eisenstein deve molto a Luca Signorelli. Ecco, Burri, che non lo avrebbe mai ammesso, deve molto a questa idea del montaggio delle attrazioni diverse. E Eisenstein ricorda in uno scritto del 19 come lui riprenda questa necessità di montare le singole bellezze autonome dei singoli fotogrammi, al di là di quello che racconta la storia filmica, quindi il cadere, lo sprofondare dei cavalieri teutonici
dell'Alessandro Nevsky nel lago ghiacciato va visto non per la storia dell'Alessandro Nevsky, ma per la bellezza dei singoli fotogrammi che ti fanno vedere la zoomata in particolare, il cavallo, il parafreniere, il cappello, cioè per la terribilità che suscitano queste immagini come l'Ivan terribile. Allora, lui dice, Eisenstein, in questo scritto del 19 su questa rivista Studio, io ho imparato questa idea dell'importanza del montare le cose vicine all'altra, come fa Alberto Burri nelle sue anomale camere picte, da un quadro del Greco di Domenico Theotokopoulos, L'entierro del conte de Orgas, che è un quadro incredibile che sta a Toledo, dove l'entierro del conte de Orgas è costruito attraverso questo montaggio di spezzoni molto diversi e molto inconfrontabili tra di loro, anche dal punto di vista della dimensione, nel senso ci sono alcune parti sovradimensionate, cioè di grandezza sproporzionata per essere un piano di fondo rispetto al seppellimento che è in primo piano e che è realizzato in maniera troppo piccola, sottodimensionata. Tra misura e dismisura, sembra dire Eisenstein, sta il senso della ritrovata unitarietà di questo montaggio delle attrazioni diverse. E per Burri, che non voleva manco sapere di Eisenstein, che comunque vedeva, ma per riderci sopra anche, sicuramente è stato importante. Vi assicuro, è l'ultima cosa che... Prego